La città di Treviso è famosa in tutto il mondo per la fertilità delle iniziative e oggi assistiamo ad una perla bellissima che accomuna coloro che soffrono. È una perla che dà vita anche a chi soffre, perché ricordatevi che il binomio vignette e sostanza mi dà il sorriso anche a chi soffre, e questo credo sia uno degli obiettivi che i due grandi maestri hanno realizzato con l'assistenza del grande direttore generale, il quale è il nostro nome della salute. Vedete, sta lavorando e lui è un grande generale, ma alle volte un generale ha difetto di uomini e mezzi, e questo però sta portando avanti una battaglia che sono convinto che vincerà, perché io amo chi ha il carisma di vincitore, e Benazzi lo ha. Vincitori sono anche questi due e anche l'assessore, perché pensare a chi soffre credo che sia il primo obiettivo che chi è al vertice deve toccare con mano. E quindi questa realizzazione, che io chiamo veramente da riportare alla conoscenza di tutti i cittadini, che abbia una vitalità, perché qua dentro c'è la vita che continua. Questa è una iniziativa per la vita, col sorriso sulle labbra, perché ricordati che o le vignette o un tocco di musica alle volte ti rallegrano il cuore e ti fanno dimenticare momenti di sofferenza, perché vi posso dire che quando bombardavano Treviso io suonavo il mandolino e suonando dimenticavo la paura dei bombardamenti. Pensa, e credo che anche quando spoglieranno queste belle vignette di Fantini, che dopo il grande Ennio credo che sia l'unico, no è vero, lo dico qua, grande Ennio sia l'unico che continua questa strada che porta allegria, ilarità, sorriso. E io mi auguro che questa iniziativa faccia sorridere tutti, e mi rivolgo al mio popolo: date una mano a questi due cirenei che hanno affrontato questo problema con tutte le difficoltà che ci sono, ma hanno veramente dato un tocco di vita al mio popolo e alla mia città.